Buongiorno a tutti e benvenuti, sono Marco Cecchini, titolare dell'omonima azienda agricola Cecchini Marco, come alle superiori, come so cognome e nome, perché proprio ho iniziato non così giovane, non alle superiori, ma poco dopo aver iniziato l'università, e sono partito fondamentalmente da zero. Ho avuto la fortuna però di avere un mezzo ettaro su una collina di 2 ettari e un piccolo garage che mio nonno usava come cantina, per iniziare ad aiutarlo, ad appassionarmi al mondo del vino e poi poter continuare una volta finita l'università, con una laurea completamente diversa che era in economia del commercio internazionale e mercati valutari, a proseguire e a portare avanti questa mia passione che ormai dura più di 25 anni. E in 25 anni sono cambiate molte cose, sia in campagna, sia per le lavorazioni in campagna, soprattutto per via del clima, e in cantina, perché da un lavoro molto tecnico che facevamo i primi anni, in cui avevo comunque bisogno di un supporto, di consulenze esterne, man mano ho imparato e ho fatto un lavoro di sottrazione, per cui oggi facciamo dei vini che non mi piace definire naturali, perché questo tipo di categorie non le amo, ma che sono molto molto sinceri. Abbiamo fatto un grande lavoro di sottrazione. La nostra filosofia è di fare dei vini che siano un po' per tutti, nel senso, secondo me una bottiglia di vino è un messaggio in una bottiglia e questo messaggio deve arrivare a più persone possibili, quindi non cerchiamo di fare dei vini grossi, importanti, un po' autoreferenziali, che parlano un po' a se stessi e a un micromondo di appassionati, ma dei vini che possono essere apprezzati dall'uomo della strada, da chi è mediamente impegnato a imparare cos'è il vino e la sua qualità, e a chi è veramente un grande esperto. E faccio sempre l'esempio dei Van Gogh, che piacciono alle persone più semplici per via dei colori o della pennellata. Poi ci sono le persone che sono un po' appassionate d'arte, che sanno il momento storico, il movimento artistico in cui è inserito, e poi c'è il grande appassionato che sa la biografia dell'artista e per ogni quadro sa il momento e perché l'ha dipinto. Allora secondo me il grande vino deve riuscire veramente a parlare a tutte queste persone. Allora hai fatto quello che io dico, un vino che abbraccia le persone, altrimenti inizia a diventare un prodotto un po' troppo elitario, un po' troppo snob, un po' troppo a sé stante. Questa, diciamo, è la filosofia che abbiamo, e cerchiamo di fare quelli che io chiamo i Ray-Ban dei vini, grandi classici che secondo me poi raccontano il Friuli, quindi bei profumi, una buona acidità, una bella pienezza sul palato, che diano soddisfazioni dal primo bicchiere fino all'ultimo, specialmente se poi riesco ad arrivare alla fine della bottiglia, che quello è il mio obiettivo principale. Fare dei vini troppo pesanti rende la beva un po' stancante. Veniteci a trovare, perché è un'azienda piccola ma con un grande cuore. E dal 2021 con mia moglie Paola, che faceva tutto un altro, veniva da tutt'altro mondo che lei, perché lei è un'attrice di teatro, abbiamo aperto una frasca proprio per poterci relazionare più direttamente con le persone che ci vengono a trovare, che sono sia degli appassionati che la gente più comune, cercare di avvicinarli un pochino di più al mondo del vino in un modo più informale, più divertente. È quello che sappiamo fare meglio. Orari, siamo aperti praticamente da Pasqua a Natale, ci trovate su Google Maps facilmente cercando Frasca Blanqueben oppure azienda agricola Cecchini Marco, tendenzialmente fine settimana, perché durante la settimana abbiamo l'altro lavoro da fare, quello del vignaiolo. Fine settimana ci divertiamo a stare un po' con le persone e a bere con loro un buon bicchiere.